Un uomo di 87 anni, per causa in corso di accertamento, è caduto dal tetto della propria abitazione facendo un volo nel vuoto di circa 3 metri. L'incidente è accaduto nella giornata di oggi, sabato 18 maggio, in via 24 maggio ad Aquileia. L'uomo preso in consegna dai sanitari è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Catinara in codice giallo, ricoverato in prognosi riservata. Un ciclista di 70 anni è caduto rovinosamente a terra mentre percorreva la strada che costeggia la laguna di Grado in località Boscat, frazione del comune isolano in terraferma. L'uomo ha riportato diversi traumi, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il ciclista è stato preso in carico dal personale infermieristico e trasferito in elicottero a Catinara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Rilievi da parte dei carabinieri del radiomobile di Palmanova. Una ciclista di 24 anni è stata investita mentre in sella alla sua bicicletta stava attraversando l'incrocio tra via della Colonna e via Cabotto a Pordenone. Nell'impatto è caduta a terra, per fortuna non ha riportato traumi o lesioni. Il personale infermieristico l'ha condotta a bordo dell'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per semplici controlli sanitari. Rilievi da parte della Polizia di Stato.